Io vivo qui in Vallaupa, comune di Moggio Udinese, vicino alla frazione d'Ordolla, il paese originario della famiglia di mia moglie, dal 2005, in un contesto che sia per condizioni naturali, ma anche per problemi socio-culturali, economici, in particolare le strutture fondiarie, vivere di produzione agricola nel senso più stretto è praticamente impossibile. Venendo dalla montagna austriaca, per me era ovvio che qui, per poter mantenere o mettere in piedi un'azienda, è necessario diversificare, come si dice, in attività non agricole, come per esempio il turismo, e quello stiamo cercando di fare e facciamo da ormai 15 anni. Per diversificare l'attività agricola in attività non agricole, come possono essere non solo il turismo, ma anche didattica o attività sociali, bisogna essere in squadra. Una volta c'erano le famiglie contadine dove tante persone aiutavano a vicenda. Queste famiglie ormai non ci sono più, per quello noi abbiamo cominciato a far squadra con delle persone non parenti. Ci aiutano spesso nella nostra azienda dei volontari che vengono da tutto il mondo e da qualche anno io ho intrapreso una seconda attività agricola in società con dei ragazzi di Moggio Udinese con i quali ho iniziato a gestire una seconda attività agricola con connessa attività agrituristica con la gestione della Maiga Glaciat al confine di Moggio con Pontebba. Trovare i compagni di avventura giusti forse è il compito più difficile, ma una volta trovati è anche la cosa più soddisfacente e motivante per continuare a lavorare per salvare un territorio che altrimenti andrebbe perso per sempre. Io ho iniziato questa attività nel 2003, ci troviamo a Ravinis di Paularo. Il lavoro in queste zone si svolge ancora in maniera molto manuale, perché comunque intervenire su terreni ripidi e scoscesi con macchine di grossa cilindrata, di grossa taratura, non si può fare. Quindi noi agiamo sui terreni in maniera naturale, con dei macchinari piccoli, di piccolo peso, quindi evitiamo il calpestio. E si usa anche tanto il pascolo del bestiame qui, quindi il prodotto che noi andiamo a proporre sui mercati alla gente comunque è un prodotto salutare, sano, che non ha additivi, non ha conservanti, non ha alcun tipo di fermento, è un prodotto biologico al 100%, specialmente nel periodo in cui la bestia mangia l'erba verde, quindi trasferisce nel prodotto caroteni, comunque sostanze molto positive per la salute. Abbiamo un prodotto sano, naturale, buono, e che comunque differisce dal prodotto commerciale che abbiamo tutti sugli scaffali. Ho iniziato perché, come tanti di noi, credevamo che con questo tipo di attività si potesse dare un punto di svolta, un aiuto alla nostra terra. Lo abbiamo fatto per quasi 18 anni, lo continuiamo a farlo, però ci troviamo veramente in grosse difficoltà. Anzitutto dal punto di vista politico non c'è un aiuto tangibile. E poi anche in un momento come stiamo vivendo col Covid-19, il crollo completo delle vendite, il crollo completo comunque della gente che viene a trovarti, e insomma ci troviamo veramente in grandi difficoltà economiche, finanziarie, logistiche, una realtà che non è semplice da gestire.